Io sono pronto. Allora, noi abbiamo ritenuto di fare oggi questo incontro con la stampa. Era già in programma, lo avevamo già nella nostra agenda, ma abbiamo accelerato i tempi perché evidentemente stiamo puntando la nostra attenzione non solo sulle attività che sono in corso per tutta una serie di implementazioni strutturali e di personale atte a fronteggiare il Covid-19, ma soprattutto perché in questi ultimi giorni abbiamo riscontrato delle preoccupazioni, più o meno fondate naturalmente, che cercheremo oggi di illustrare, di spiegare e possibilmente anche di fornire, tutti quegli elementi che danno una certa sicurezza a chi ci ascolta e principalmente agli operatori sanitari. Ma per entrare nel merito della discussione che noi abbiamo, che dobbiamo oggi sviluppare, non si può partire da un dato reale, concreto, che riguarda la sanità agrigentina e che riguarda in particolare l'ospedale San Giovanni di Dio. E il dato reale è che in questa organizzazione sanitaria e soprattutto in questa struttura ospedaliera non ci sono le unità operative di malattie infettive, non c'è l'unità operativa di pneumologia, non ci sono pneumologia, non ci sono posti adeguati e sufficientemente capienti per quanto riguarda la terapia intensiva, perché l'ospedale di Agrigento ne ha 8, l'ospedale di Sciacca sull'altro versante ne ha altri 8, complessivamente sono 16 i posti letto di terapia intensiva. Capite bene che in un contesto così come sto per rappresentare, l'esplosione di una problematica che naturalmente non riguarda la provincia di Agrigento ma è un tema mondiale, il coronavirus, noi nottetempo ci siamo dovuti attrezzare per sopperire a tutte quelle carenze strutturali, a tutte quelle carenze di organizzazione sanitaria, per fronteggiare al meglio un'emergenza che è già in corso, naturalmente, ma che potrebbe, come dicono gli esperti, nei prossimi giorni ulteriormente svilupparsi. E abbiamo fatto una analisi che riguarda tutto il territorio della provincia di Agrigento, partendo naturalmente dall'ospedale capoluogo di provincia che è il San Giovanni di Dio. La prima cosa che noi abbiamo fatto è stata quella di creare un percorso Covid che riguarda il pronto soccorso, e questo percorso Covid che riguarda il pronto soccorso in assoluta sicurezza è stato definito già da tempo e vede la presenza, oltre che della tenda pre-triage, di una ala che è dedicata solo ai pazienti Covid, e naturalmente di una organizzazione che ha come obiettivo quello di ricevere, perché sapete benissimo che la struttura ospedaliera è l'ultimo approdo per chi purtroppo è stato contagiato dal virus, per ricevere coloro i quali hanno necessità e bisogno di assistenza ospedaliera. Però sin dall'inizio abbiamo capito che le strutture e le stanze che noi abbiamo messo a disposizione nei pronto soccorso, in attesa che i pazienti conclamati Covid, ai quali viene fatto il tampone per averne poi all'incirca dopo 48 ore il risultato, man mano aumentavano e naturalmente poteva crearsi una commistione all'interno di poche stanze tra coloro i quali avevano già contratto il virus rispetto a coloro i quali
essendo diciamo pauci sintomatici, a soggetti pauci sintomatici, probabilmente o in esecuzione, alla definizione dell'esecuzione del tampone, potevano risultare negativi. Facendo questa riflessione, di concerto con i nostri esperti, e in particolare mi riferisco alle figure apicali che operano all'interno della nostra struttura, abbiamo riflettuto e abbiamo creato un'area che non è, e lo vorrei precisare, non è un'area di degenza Covid, perché le aree di degenza Covid sono quelle che ci sono nelle strutture ospedaliere che prevedono la unità operativa di malattie infettive. È un'area di osservazione dove i pazienti, piuttosto che non trovare posto in pronto soccorso, piuttosto che rimanere su una barella dell'ambulanza del 118 qualora le altre stanze, e dobbiamo aspettarci che ciò accada, possano essere tutte occupate, trovano allocazione temporanea in questo reparto che noi abbiamo individuato come osservazione, nelle more che venga fatto il tampone, che arrivi il risultato. Se il risultato è negativo, questi pazienti vengono trasferiti nei reparti dove riceveranno assistenza. Se dovesse essere invece positivo, evidentemente saranno trasferiti nelle unità operative di malattie infettive che li accoglieranno, come è stato peraltro fatto già in precedenza, che li accoglieranno in tutto il territorio della regione siciliana. Non dimentichiamoci che il primo caso, che è avvenuto a Sciacca all'incirca quasi un mese fa, la procedura è stata quella che io vi sto illustrando, tant'è che la paziente è stata ricoverata presso l'unità operativa di malattie infettive di Caltanissetta e oggi fortunatamente sta bene ed è uscita anche dalla struttura ospedaliera. E allora a questo punto si è posto un tema. Il tema che si è posto è: ma questo reparto di osservazione Covid che noi abbiamo completamente isolato e al quale reparto si ci arriva attraverso un percorso dedicato Covid, è sicuro? Ha la possibilità di contaminare gli altri reparti? È nelle condizioni di poter garantire la sicurezza degli altri ammalati che vivono una condizione diversa all'interno della struttura ospedaliera? Evidentemente quello che è stato detto, quello che è stato scritto, le preoccupazioni che sono state messe in campo, le lettere che sono pervenute, tutto ciò che ha destato preoccupazione su questa vicenda era da noi preventivamente, è stato da noi preventivamente, come dire, ponderato, ma non lo dico perché è una mia supposizione, lo dico perché le nostre ditte che lavorano all'interno dell'ospedale e in particolare si occupano della gestione degli impianti in generale hanno prodotto una relazione dalla quale si evince in maniera chiara che in quel reparto dove ci saranno in osservazione i malati Covid, che ripeto non è la degenza ospedaliera è tutt'altra cosa al momento, non abbiamo una situazione fortunatamente emergenziale da non trovare spazi e da non trovare posti in altre strutture ospedaliere dove ci sono sia la malattia infettiva e a volte anche la pneumologia. In questo momento non ci siamo, ci sono soltanto malati che aspettano il risultato del tampone, sono stati messi in sicurezza questi locali e questo, ripeto, non lo dico io, ma lo dice la relazione che ha prodotto la ditta su nostra richiesta, avendo in maniera molto precisa e puntuale fatto tutti gli interventi che si rendevano necessari per la sicurezza del reparto. È chiaro che quando noi parliamo di queste problematiche, evidentemente dobbiamo, come dicevo poco fa, fare il punto della situazione attuale, perché non possiamo naturalmente immaginare
che tutti coloro i quali in questo momento stanno chiedendo alla direzione generale che io e Mancuso rappresentiamo determinate problematiche tutti coloro i quali hanno esposto determinati problemi possono richiederli a chi in questo momento e da pochi mesi ha messo in moto un meccanismo per dotare tutta l'ASP di Agrigento di ulteriori 23 posti di terapia intensiva con camere a pressione negativa che un domani, speriamo subito, serviranno pure per il reparto di malattie infettive che questa direzione ha voluto nell'atto aziendale, che questa direzione ha voluto nella redigente dotazione organica e che questa direzione ha come obiettivo principale per la realizzazione di una struttura assolutamente essenziale. Ma noi possiamo dare le risposte per i mesi in cui siamo stati e siamo ancora a dirigere l'azienda. Per il passato immagino che queste domande dovrebbero essere poste a chi ha avuto in questo percorso, diciamo, qualche responsabilità nella realizzazione di queste strutture, e mi riferisco ad alcuni firmatari di questi documenti, sia che riguardano, diciamo, organizzazioni sindacali, sia che riguardano organizzazioni sociali, sia che riguardano anche organizzazioni di altro tipo, che probabilmente per il ruolo che hanno svolto in provincia d'Agrigento potevano accorgersene un tantino prima che era necessario dotare la provincia di Agrigento di strutture che sono assolutamente necessarie ed indispensabili. Devo anche dire che i posti di terapia intensiva che noi stiamo mettendo in campo, oggi parliamo di Agrigento, ripeto, dopodomani, oggi è mercoledì, dopodomani che è venerdì parleremo anche di Sciacca alla presenza del dottore Firenze che ci sta supportando e collaborando anche per quanto riguarda le problematiche di Sciacca e Ribera. I 23 posti di terapia intensiva sono condizionati ad una problematica importante. Noi abbiamo creato la struttura, noi abbiamo realizzato l'impiantistica, noi abbiamo trovato gli spazi dove allocare queste terapie intensive, ma tenete conto, e non è un problema dell'ASP di Agrigento e ripeto e ritengo neanche della regione siciliana, la battaglia contro il Covid si combatte sì con un'organizzazione sanitaria efficace che deve monitorare tutti coloro i quali in questo momento sono al proprio domicilio, ma nella fase emergenziale si combatte attraverso la possibilità di offrire al malato Covid un ventilatore polmonare che serve per salvare la vita di coloro i quali impattano in questa problematica. Ventilatori polmonari al momento, rispetto alle nostre richieste, rispetto ai nostri interventi di carattere anche amministrativo e non solo, perché devo dire che ci sono state tante persone, tante associazioni, tante categorie diverse, di diversa estrazione, che sono a supporto dell'azienda, che ci vorrebbero aiutare e che ci hanno aiutato, ma anche loro si sono resi conto che la fornitura di un ventilatore polmonare è un tema molto complesso in quanto non ce ne sono a disposizione. Pare, non lo so se è così o meno, che siano stati tutti requisiti accentrati dalla protezione civile a livello centrale per poi la protezione civile fare questa redistribuzione. Quindi questo intervento a che cosa serve? Serve per tracciare e delineare due momenti. Il momento della organizzazione che potrebbe farci in via emergenziale assumere ulteriori decisioni, perché noi siamo
come se fossimo in una guerra, quindi ogni giorno a seconda delle battaglie dobbiamo fare le nostre scelte e noi siamo pronti a farle in ragione di quello che però abbiamo. E non è neanche pensabile, ma lo spiegherà meglio il direttore sanitario aziendale, che i posti Covid venissero concentrati solo ed esclusivamente in una struttura ospedaliera, perché la posizione orografica che ha la provincia di Agrigento fa intravedere la necessità che l'assistenza deve essere garantita su tutto il territorio provinciale e in particolare in quelle strutture ospedaliere che sono, come dire, provviste di determinate unità operative. Mi riferisco all'anestesia e alla rianimazione, mi riferisco alla nefrologia, mi riferisco all'emodinamica, perché il malato Covid può anche dirottare verso problematiche che non sono soltanto respiratorie, ma possono essere anche di altro tipo. Detto questo, ritengo che l'altro aspetto è stato chiarito. L'area di degenza Covid è un'area di degenza che è stato certificato è in sicurezza e forse, ripeto, forse come ultimo elemento, ma ripeto, questa è una problematica che quella che sto dicendo che lascia il tempo che trova, ma è un'indicazione che man mano noi andiamo acquisendo anche i nostri interlocutori, che non sono soltanto quelli nazionali, ma parliamo anche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che conferma, ci sono dei dati scientifici che vanno in questa direzione, che il coronavirus non si trasmette per via aerea ma solo tramite le goccioline di saliva. Quindi ciò sta a significare quello che tutti gli scienziati al momento hanno detto, che l'unico rimedio per combattere il coronavirus, come hanno detto tutti e come confermiamo anche noi, è quello di stare a casa in questo momento, di non allentare la tensione su quella che è, diciamo, un'azione che sta dando anche ottimi risultati, di mantenere le giuste distanze nelle interlocuzioni tra i vari soggetti, nell'avere delle protezioni che devono essere compatibili con l'attività e il ruolo che ognuno di noi svolge, perché sapete anche benissimo che le mascherine FFP2 ed FFP3 non sono in quantità illimitata, è un problema nazionale, ne hanno parlato da Bolzano ad Agrigento, diciamo, ne hanno parlato da Bolzano ad Agrigento, per cui bisogna in questo momento muoversi con la giusta cautela che evidentemente va verso la direzione di coprire quei soggetti, quei lavoratori che hanno sicuramente un contatto diretto con coloro i quali contraggono il virus. Questo mio intervento non penso di doverlo allungare e ora il direttore sanitario, il dottore Mancuso, darà anche delle informazioni in aggiunta a quello che io ho detto e che riguardano in particolare un'altra querella che si è venuta a determinare, cioè il rapporto di comunicazione tra l'azienda e il territorio. A completamento di quello che io vi ho già detto, in ordine ai posti non di osservazione Covid, perché questo è il tema che abbiamo già trattato e sviluppato, ma riguardo i posti di terapia intensiva Covid, che speriamo mai di non utilizzare, e alla necessità che questi posti per essere attivati necessitano dei ventilatori che ci dicono arriveranno nei prossimi giorni, noi per non parlare con le chiacchiere e parlare con i fatti dimostriamo già quella che è la situazione di Agrigento. Abbiamo fatto fare delle foto naturalmente che sono già stati i locali che sono già stati ultimati ieri, che sono in fase di allestimento con i ventilatori polmonari e che speriamo
mai di utilizzare, ma se dovessimo utilizzarli avremo, in aggiunta agli altri posti di terapia intensiva ad Agrigento, che sono 8, ne ricaveremo altri 6 posti presso la struttura ospedaliera del San Giovanni di Dio. Queste sono a pressione negativa, sono camere che sono state realizzate proprio ed esclusivamente per il trattamento dei pazienti Covid e sono in realizzazione all'incirca da 20 giorni. Hanno lavorato giorno e notte per la realizzazione di questo reparto. Dottore Mancuso, prego. Prima di affrontare la questione da lei evocata, vorrei riallacciarmi all'ultima considerazione fatta dal dottore Mazzara. La precisazione non è da poco. Questa azienda, come diceva il dottore Mazzara, non abbiamo ereditato né malattie infettive, né pneumologia, né un numero congruo di posti per terapia intensiva. Tant'è che sin dall'inizio ci eravamo posti questo problema e abbiamo stilato un protocollo d'intesa ed operativo con Caltanissetta, con l'ospite di Caltanissetta, in virtù del quale noi ci siamo fatti carico di gestire una parte dei loro pazienti in terapia intensiva no Covid. Abbiamo difatti svuotato la terapia intensiva di Gela e ce ne siamo fatti carico noi di questi pazienti, e loro ci sarebbero dovuti far carico e si faranno carico, speriamo non ce ne sia di bisogno, voglia Dio, dei pazienti Covid di Agrigento che necessitano di terapia intensiva. Teoricamente avremmo potuto dire questo è il compitino che abbiamo fatto e quindi siamo usciti fuori di scena. No, ci siamo preoccupati perché abbiamo detto: ma qualora Dio non voglia dovesse esserci una necessità maggiore tale da non essere adeguatamente assorbita e gestita dall'ASP di Caltanissetta, che facciamo? E abbiamo fatto uno sforzo supplementare, come diceva il dottore Mazzara, individuando un posto dove realizzare un piccolo repartino di terapia intensiva a pressione negativa, quindi significa senza possibilità di contaminazione alcuna con il resto dell'ambiente, con gli ambienti limitrofi, per gestire 6 posti letto subito ad Agrigento e 10 posti letto per terapia intensiva, sempre destinata a pazienti Covid, a Sciacca. Abbiamo previsto anche l'ulteriore implementazione di posti letto per terapia intensiva destinati a soggetti e pazienti Covid. Quelli ovviamente li abbiamo individuati, anche per queste sono state realizzate delle camere a pressione negativa per poter, speriamo non ce ne sia mai di bisogno, poter gestire anche ulteriori altri pazienti fino ad un numero massimo di 23 pazienti che necessitano di terapia intensiva negli altri presidi della nostra provincia. Ovviamente è inutile che ripeta le cose dette prima, che questi posti ovviamente abbiamo visto che già è ben attrezzato Agrigento, credo che tra oggi e domani dovrà essere ultimati i 10 posti per Sciacca, ci hanno garantito questo, dopodiché ovviamente occorrono là pure ventilatori, dei monitor multiparametrici, in qualche parte anche dei letti proprio da terapia intensiva che abbiamo chiesto e non da ora e che speriamo ci pervengano per poter concretamente realizzare questo nostro disegno assistenziale. Questo per quanto riguarda la terapia intensiva. Per quanto riguarda la gestione dei pazienti Covid non da terapia intensiva, si è fatto un gran parlare. Anche su questo diciamo qual è il problema. Visto che non avevamo noi malattie infettive né pneumologia, in teoria i nostri pazienti dovrebbero, come è stato fino adesso, essere assistiti da altre unità operative di Sicilia. Parlo di gente che è stata ricoverata, di soggetti che sono stati ricoverati a Caltagirone, ad Enna, a Caltanissetta, uno a Trapani, uno a Messina addirittura, ma abbiamo temuto che la capacità di assorbimento da parte delle malattie infettive di Sicilia dei pazienti anche agrigentini potesse esaurirsi. E allora che facciamo? E ci siamo organizzati per dire dove noi possiamo gestire questi pazienti qualora la capacità di poter essere assistiti nei reparti di malattia infettiva dell'isola dovesse esaurirsi. E allora ci siamo detti qualcosa dobbiamo farlo pure noi e abbiamo individuato spazi
e risorse, perché non solo gli spazi ma anche le risorse occorreva individuare per poter gestire. Il direttore diceva in osservazione, ma non era solo in osservazione, ma anche nella gestione, nell'assistenza, perché in questi giorni è anche accaduto che pazienti che sono arrivati da noi con sospetto Covid e che necessitavano di assistenza li abbiamo assistiti, abbiamo garantito l'assistenza medica. Chiaramente non era solo un luogo di osservazione per i pazienti che sono pauci sintomatici o comunque che non necessitano di grande modalità assistenziali. Quindi appunto in ragione della intensità dell'assistenza ci stiamo organizzando. E in quel famoso terzo piano di cui si è parlato assai a sproposito in questi giorni, e allora abbiamo detto individuiamo 3 aree, una zona che è la zona verde per i soggetti che non presentano particolari esigenze assistenziali, una zona gialla e una zona rossa, tra loro contigue ma non completamente integrate, di modo che se un paziente dovesse virare verso una condizione clinica più impegnativa, in quello stesso piano i nostri medici e i nostri intensivisti potessero prestare un'assistenza adeguata, perché il problema è questo. Potevamo creare una zona o comunque individuare un presidio ospedaliero sguarnito di quelle che sono le unità operative e le attrezzature adeguate per poter gestire questi pazienti, ma sarebbe stato, scusate il termine, poco più che un lazzaretto. Cioè, il problema è il paziente Covid necessita sicuramente di assistenza e noi dobbiamo attrezzarci per dare l'assistenza di cui necessitano. Per fare questo ci siamo confrontati con i dirigenti, con i capi dipartimento, ci siamo confrontati principalmente con i nostri medici di terapia intensiva, con i 2 direttori di unità operativa complessa di terapia intensiva, che anche loro convenivano con noi che la modalità che stavamo individuando era la migliore, anzi era l'unica, non la migliore, perché se avessimo avuto diverse opzioni probabilmente ci saremmo orientati in maniera diversa. Abbiamo individuato in questi nostri presidi un numero cospicuo di posti letto che speriamo di non utilizzare mai o comunque di non utilizzarli in modo consistente. Questo è il quadro da cui si era partiti. È chiaro che un paziente, come faceva cenno il dottore Mazzara, che è un paziente Covid da terapia intensiva, può avere necessità, come purtroppo spesso accade, di dover fruire di prestazioni emodialitiche o di prestazioni cardiologiche impegnative. Quindi in un presidio dove c'è la nefrologia e dialisi e l'emodinamica è fondamentale per poter eventualmente dare un supporto assistenziale adeguato. Questo è il quadro che ci ha fatto ragionare. Si era diffuso in questi giorni in maniera improvvida la preoccupazione, o comunque improvvida per il modo con cui è stata diffusa la notizia di una possibile diffusione del virus per via aerea, per la questione correlata in ogni caso con il sistema di areazione. Su questo ha già risposto il dottore Mazzara dicendo che abbiamo acquisito una relazione da parte della società che si occupa della manutenzione dei presidi ospedalieri nostri, ma non solo nostri, in Sicilia, tramite, mi dicono, una gara vinta con Consip, eccetera, la quale non solo prima di relazionare ha posto in essere una serie di azioni per mettere al sicuro dal punto di vista della areazione la impossibilità, ce l'hanno messo per iscritto, di poter trasmettere, di poter esserci diffusione di aria tra una stanza ed un'altra e quindi tra quel reparto ed altri. Fatta questa precisazione, che credo era importante, aggiungo pure che non è che ci siamo fermati a questo, abbiamo chiesto da tempo una serie di attrezzature, i ventilatori, i monitori multiparametri, oltre quelli che abbiamo già in dotazione o comunque che abbiamo recuperato in queste ore, ma c'è stato anche il reclutamento di personale medico, purtroppo ancora esiguo per quello che riguarda l'assistenza, perché questo è
è stato fatto carico l'azienda universitaria di Messina di individuare i medici che debbono venire a dare supporto ai nostri medici, ai nostri dirigenti medici. Abbiamo però reclutato un numero consistente di infermieri, di ausiliari, di operatori sociosanitari. Questo lo abbiamo già fatto. Per quanto riguarda il problema della comunicazione, e quindi poi rispondo a lei sull'indagine epidemiologica, con i sindaci, la procedura che, a parte che noi sistematicamente, giornalmente comunichiamo a chi di competenza, anche ad enti diciamo estranei alle dinamiche sanitarie e anche agli organi istituzionali, per esempio alla prefettura, i dati che ci pervengono. E su questo devo fare una precisazione. Da parte di tanti è stato rilevato che c'è una discordanza, una dissonanza tra i dati che conferiamo noi e che quindi il prefetto mette nella disposizione, il signor prefetto mette nella disposizione di tutti, e i dati che si rinvengono nei siti o comunicati dal DASOE. La ragione è semplice, perché noi comunichiamo dati certi, significa non che quelli non lo sono. Non so con quali canali vengono alimentati i dati che arrivano alle televisioni, al DASOE, ma noi possiamo comunicare solo i dati per i quali acquisiamo formalmente il referto, non telefonicamente ci dicono questo è negativo, questo è positivo. Per esempio, ieri sera una notizia che mi pare assolutamente buona, mi hanno comunicato mezzo WhatsApp che su 97 tamponi effettuati solo 1 è positivo e 6 sono dubbi, ma questo noi non lo scriveremo fin tanto che non acquisiremo formalmente tutti i referti dei tamponi, perché dare una notizia errata creerebbe non solo sfiducia, ma creerebbe anche un disorientamento tra la gente o tra gli operatori, anche tra i mass media. Quindi il problema è, probabilmente noi arriviamo qualche giorno dopo rispetto alla notizia che spuntano sui giornali, ma questo discende esclusivamente dal fatto che noi li possiamo mettere nero su bianco su carta solo quando acquisiamo il referto. Acquisendo il referto, il primo processo che facciamo è avvertire telefonicamente. Molto spesso l'ho fatto io personalmente, fino a ieri sera ho comunicato ad alcuni sindaci le ulteriori novità che si erano registrate, invero poche fortunatamente, cioè di casi nuovi. Dopodiché contestualmente parte una formale comunicazione da parte del Dipartimento di Prevenzione, parte anche per quei soggetti che sono positivi la imposizione della quarantena fino a guarigione avvenuta. Vi ricordo che la guarigione si realizza quando 2 tamponi, uno di seguito all'altro a distanza di circa 24 ore, dovessero risultare negativi. Quindi solo in quel caso possiamo dire, prescindendo da altre disposizioni regionali, dall'ordinanza del Presidente della Regione che impedisce a quanti sono venuti da fuori e tutti gli altri di muoversi secondo dei limiti che sono stabiliti da quell'ordinanza, a prescindere da quello noi con 2 tamponi consecutivamente negativi possiamo dire al soggetto lei è guarito. Quindi la modalità di comunicazione fino ad ora è stata questa. Che cosa si fa poi? Si comunica, ripeto, tramite i sindaci al soggetto che è risultato positivo, che viene contattato già telefonicamente nello stessa giornata, e talvolta è accaduto anche di sera tardi, è accaduto di dover comunicare a quel soggetto: guardi, rimanga a casa perché lei in questo momento risulta positivo e quindi non può abbandonare la sua abitazione, deve comunicare chi sono i suoi conviventi, deve rimanere isolato dal resto dei suoi familiari e conviventi, di modo tale da evitare la diffusione del contagio. Dopodiché inizia anche l'indagine epidemiologica a cui lei faceva riferimento prima, su tutti i contatti che ci vengono detti, per cui a parte i familiari, se un soggetto dice io ho avuto contatto anche con questo mio compagno di lavoro o con questo altro soggetto, andiamo a verificare se si è trattato di un contatto stretto, così come è definito dalle vigenti disposizioni, e quindi immediatamente viene contattato anche quel terzo soggetto, quell'altro soggetto, per dire: guardi, lei deve rimanere per ora in isolamento fiduciario
perché nei giorni a seguire sarà contattato e attivando anche la sorveglianza sanitaria. Significa che ci sono dei medici che afferiscono al Dipartimento di Prevenzione che contattano, i casi ora sono numerosi, dei soggetti in isolamento, attenzione, non dei positivi, e quindi vengono contattati questi soggetti dicendo loro: ha misurato la temperatura, come si sente, ha dei problemi e quant'altro. Questo è il quadro in linea generale. Se poi ci sono delle ulteriori domande, siamo qua per rispondere a voi, puntualizzando una volta per tutte che l'ospedale di Agrigento, e torno al primo aspetto, non è un ospedale Covid, è un ospedale che si occupa diciamo, né più né meno delle medesime problematiche di cui si occupava prima, quindi delle patologie, i reparti rimangono, con una sola differenza, che ha un reparto Covid, cioè che ha una zona di assistenza Covid, perché qualcuno ha messo in giro che Agrigento è destinato ad essere semplicemente un reparto, un ospedale, un Covid. Questo è da chiarire subito per evitare la disinformazione e ulteriori equivoci su questo ragionamento. Quando entrerà in funzione? Già in funzione. Sì. Ci sono pazienti già? Allora, ad Agrigento noi non abbiamo, chiariamo, noi ad Agrigento abbiamo pazienti in osservazione, come diceva il direttore. Ovviamente se hanno bisogno di assistenza conferiamo loro, garantiamo l'assistenza, ma sono soggetti che non abbiamo ancora la certezza che siano Covid, ma abbiamo eseguito i tamponi e sono in attesa di riscontro positivo o negativo. Questi in questo momento li stiamo gestendo in una condizione di isolamento per evitare che domani ci possa essere una commistione in uno stesso ambiente tra soggetti sospetti Covid, che magari tali non saranno domani, o altri che sono in atto soggetti sospetti Covid che risulteranno positivi al Covid. Quindi però li teniamo separati a tutela degli uni e degli altri. Voglio anche precisare. Quindi, scusi un attimo, se c'è un'emergenza vengono spostati a Caltanissetta, a Partiniano? Al momento, in ragione delle condizioni cliniche o in caso di positività accertata di una sintomatologia clinica che imponga la ospedalizzazione, noi utilizziamo gli ospedali dove ci sono malattie infettive. Qualora, Dio non voglia, ripeto, dovesse esaurirsi questa capacità ricettiva, noi siamo là in quel piano per assisterli. A quel punto possiamo, ove siano due soggetti con accertata positività, gestirli per coorte e quindi potranno rimanere sicuramente in una stessa stanza anche non uno ma due soggetti. Vorrei precisare, non è un'operazione emergenziale che si è inventata l'ASP di Agrigento, è una condizione che riguarda tanti altri ospedali della regione. Addirittura ospedali dove, pur essendo presente un reparto di malattie infettive, per il numero dei contagiati non riescono, diciamo, ad ospitarli tutti e hanno creato altri luoghi di degenza dove ospitare i malati Covid. Mi sembra... Scusami, direttore, due su tutti, l'ospedale Cervello di Palermo e l'Humanitas, ma due su tutti. E quando si parla, e questa è una precisazione che magari poi faremo meglio tra qualche giorno, parlando, che noi ci stiamo dedicando in questo momento a tutto ciò che è il contesto dell'ospedale di Agrigento, quando si parla di concentrare sull'ospedale di Ribera un Covid provinciale, io non sono un medico, ma riesco a comprendere benissimo, perché i miei interlocutori me lo hanno illustrato, me l'hanno spiegato, che pur essendo un ospedale importante, l'ospedale di Ribera, non è nelle condizioni di avere determinate unità operative che poco fa menzionava il direttore sanitario. In ogni caso vorrei ricordare a chi sostiene questa tesi dell'ospedale di Ribera che sull'ospedale di Ribera noi stiamo facendo degli interventi strutturali che consentiranno nel giro di poco tempo, ma ripeto, ne riparleremo meglio tra qualche giorno, che consentiranno di avere anche per l'ospedale di Ribera, che non è l'ospedale di Ribera, è l'ospedale Riuniti Sciacca Ribera, vorrei fare questa piccola precisazione, consentiranno di
avere, diciamo, degli ambienti adeguati, ristrutturati, con tutti gli accorgimenti che sono indispensabili per il trattamento dei malati Covid, per cui anche Ribera sarà e Sciacca, quindi l'ospedale riunito di Ribera e Sciacca, saranno anche lì dei luoghi dove poter assistere i nostri concittadini. L'ultimo dato, e poi chiudiamo perché mi sembra che abbiamo il dato regionale, che naturalmente non gestiamo noi ma gestiscono gli esperti, parla di un picco in Sicilia che dovrebbe essere contenuto in una forbice che va da 4.500 contagiati a 6.000, cioè questa è la forbice che sentiamo dire in tutte le notizie ufficiali, ed evidentemente questa forbice di 4.500 contagiati investirà tutta la Sicilia. Quindi è necessario che noi ci preoccupiamo oggi che non abbiamo il problema di avere delle strutture ospedaliere che non contengono tutti coloro i quali sono stati al momento contagiati Covid, di pensare e guardare al futuro dei prossimi 15-20 giorni, perché ripeto, non c'è una struttura ospedaliera in tutta Italia, ne è prova la Lombardia, ma ne sono prova tutte le regioni, tutte le nazioni del mondo, che può prevedere una valanga di contagiati. Noi ci stiamo preoccupando di immaginare che, speriamo mai ci sia una situazione di questo tipo, abbiamo la possibilità di accogliere questi malati, perché probabilmente una sola struttura ospedaliera, come qualcuno immagina di suggerire o di consigliare, non sarà in grado di mantenerli tutti, non sarà in grado di, perché comunque e giustamente anche gli altri ammalati devono essere assistiti nelle strutture ospedaliere. Non è che possiamo pensare o immaginare che dedichiamo per un mese tutto al Covid e non ci siano altri ammalati che hanno necessità di essere assistiti. Quindi chi propone soluzioni di questo tipo, e le propone peraltro diciamo senza dare ampia giustificazione di un'azione capillare che l'azienda sta facendo e per la quale azione al momento fortunatamente non se ne è riscontrata neanche la necessità, dovrebbe ben intendere che il dato epidemiologico provinciale potrebbe portare ad avere un numero di contagiati tali che la maggior parte potranno rimanere a domicilio, come è avvenuto in questo momento, ma chi ha necessità del ricovero ospedaliero non può essere ristretta questa possibilità ad solo un ospedale che deve avere solo tot numeri. Noi dobbiamo programmare i 20 giorni, il mese e mezzo che ci attende con grande trepidazione, dobbiamo programmare e prevedere tutto, perché siamo in una guerra e abbiamo allestito nottetempo tutto ciò che non era possibile fare qualora avessimo avuto delle strutture diverse rispetto a quelle che abbiamo. Punto. Qual è la domanda? Come mai non fornite i dati alla stampa, cosa che gli altri ASP fanno, dottore Mancuso? Allora, perché noi, ripeto, abbiamo deciso sin dalla prima ora di comunicare i dati alla Sua Eccellenza il Prefetto alla Prefettura, e tramite la Prefettura i dati secchi formali vengono poi conferiti anche agli organi di stampa, perché mi pare di aver appreso, non so se rispondo alla verità ma credo di sì, che quotidianamente Sua Eccellenza il Prefetto tiene in videoconferenza, si incontra con i mass media.